Amici di Cucina con Emidio, una ricetta veloce. Dentro questi pesci che ho pulito per fare la griglia ho trovato un po' di uova, la nostra bottarga, anche se il pesce ovviamente non è muggine. Ho messo quindi a soffriggere un po' di aglio insieme a del prezzemolo, un pizzico di peperoncino, un paio di cucchiai di olio extravergine e dei pomodorini. Adesso stanno cuocendo, come potete vedere, e appena saranno cotti verserò le uova del pesce. Questo ovviamente è un esperimento, vedremo cosa sarà. La pasta è pronta, ho utilizzato delle caserecce, adesso non faccio altro che metterla dentro il sugo. Lasciamogli pure dentro un po' d'acqua. Saltiamola leggermente mentre cuoce. Lasciamo che aumenti il calore e a questo punto versiamo dentro le nostre uova di pesce insieme a una manciatina di prezzemolo. Amalgamiamo bene, cerchiamo di sciogliere le uova di pesce all'interno mentre cuoce, così si mischia alla pasta. Facciamo cuocere bene. A questo punto siamo pronti per servire le nostre caserecce condite con uova di pesce, pomodorini, aglio e peperoncino. Buon appetito a tutti gli amici di Cucina con Emidio.